Guarda che rispetto che ha sta maledetti nave, neanche noi rispetta a Onga Onga, guarda. Altro che no grandi navi. Sono passate appena poche ore dalla follatissima manifestazione con cui i veneziani hanno ribadito in maniera chiara e inequivocabile il proprio pensiero sulla croceristica. In tanti attendono il passaggio della 45esima Vogalonga, regata non competitiva di imbarcazioni a remi, quando ecco comparire un partecipante non previsto che surclassa gli altri, suscitando l'indignazione e le proteste dei veneziani. Guarda che schifo che fa sta Venezia, guarda. Questa è proprio mancanza di rispetto della gente che non so, guarda, uno schifo totale questa Venezia. In realtà l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia prevedeva il passaggio in ingresso della MSC Magnifica, dopodiché sarebbe scattato, così come è stato, il divieto per tutte le imbarcazioni a motore. Ma è evidente che la tensione che si respira in città dopo il disastro sfiorato a San Basilio ha visto il pur legittimo passaggio di una nave come una sorta di ennesimo sfregio. Sabato la protesta è arrivata fino a Riva degli Schiavoni grazie all'apertura del prefetto Zappalorto, che non ha però gradito chi ne ha approfittato per entrare anche in piazza San Marco, chiusa a manifestazioni politiche dalla famosa presa venetista del Campanile con un tank fatto in casa nel 1997. La manifestazione di domenica comunque è stata un successo anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quello che deve arrivare a tutti è che Venezia sul no alle navi in bacino di San Marco è compatta. Siamo tutti d'accordo, per cui se qualcuno alza la mano dicendo che è più buono degli altri sta dicendo una cosa che non è vera. Il tema è che noi proponiamo soluzioni, lo proponiamo da anni e altri invece sono no a tutto. Su questo invece c'è una grande differenza. La differenza però, e non da poco, esiste anche sul cosa fare. Se Comune di Venezia e Regione Veneto marciano compatte per l'allargamento del canale Vittorio Emanuele con approdo a Marghera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Toninelli è deciso per la deviazione della croceristica a Chioggia, d'accordo con la sua amministrazione comunale, guidata dal sindaco pentastellato Alessandro Ferro. Molti dei manifestanti sarebbero invece per mantenere le navi fuori del tutto dalla laguna, magari con approdo al Lido o a Malamocco.